Arriva l'audio? Perfetto, allora ciao a tutti, salutiamo i miei amici, quelli di Carlo Grotti Trevisan, salutiamo gli amici di Simone Felici, il videomaker. Allora, siamo qui al Wellness di Rimini, edizione 2017 e in queste ore, in queste riprese andremo a vedere un po' quello che si fa. Ci sono un sacco di atleti, ci sono un sacco di bellissime ragazze, ci sono un sacco di iniziative interessanti. Venite e scopriamolo insieme. Ci stiamo avventurando nella folla. Come vedete qua ci sono gli stand, andiamo un po' a vedere, a scoprire cosa c'è. Pienissimo di gente, grande successo per questa edizione. Qua stanno facendo funzionale. Ricordo che sta riprendendo Simone in mezzo alla gente, fantastico, lo salutiamo. Qua hanno addirittura delle piscine, una figata, è un wellness veramente ben organizzato. Abbiamo di tutte le età, abbiamo super junior, abbiamo persone più adulte, abbiamo over 60, vedo un po' di tutto, questo è molto bello che ci sia. Siamo vicino allo stand di M2O, ritmo giusto per allenarsi. Qui abbiamo l'acqua gym, guardate che figata ho. Mi vorrei tuffare ma non posso perché sono vestito così. Guardate queste tre ragazze che stanno in equilibrio sul fit paddling. È una cosa vicino al surf, ovviamente, quindi vicino anche alla mia materia. Stanno in equilibrio, praticamente è una versione fitness dello stand-up paddle, però ferma in piscina, che si può quindi praticare anche all'interno di una vasca ferma. Ne avevo sentito parlare la prima volta che lo vedo applicato. Qui vediamo sempre un sacco di belle cose passando. Anche l'occhio vuole la sua parte, amici. Sono commenti prettamente tecnici e disinteressati, questo lo voglio specificare. Siamo qui dove c'è la Virgin Active Academy, una delle attrazioni principali del wellness. Guardate quanta gente che c'è. Una meraviglia! Una meraviglia, davvero una meraviglia. Allora adesso mi cimenterò nell'arrampicata della corda, vediamo se ci riesco, ci proviamo. Allora qui siamo allo stand della Panatta, quindi vedete è un marchio storico ormai di attrezzature da bodybuilding. Intervistiamo il bodybuilder più simpatico d'Italia, Valentino Tozzi, e gli chiediamo il segreto del suo successo, quante volte si allena e cosa ne pensa di questo wellness. Allora, innanzitutto il segreto del mio successo non ve lo posso dire perché non sono arrivato al successo, quindi non lo conosco neanche io. Vi posso dire quante volte a settimana mi alleno, in pratica sono tutti i giorni, mi alleno tutti i giorni, compresa la domenica, alle volte mi alleno in palestra, alle volte mi alleno con la mia fidanzata, ci alleniamo a rincorrerci uno con l'altro in casa, in giro in casa. Amore per la palestra, bello, 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 amore per la palestra, amore per la palestra. Ragazzi, il successo è semplicemente seguire i propri sogni. Se tu segui il tuo sogno, ti impegni, ci provi, ci credi, più che altro arrivi dappertutto. Grande. E com'è questo wellness? Ti piace? Cosa c'è di bello, di nuovo? La fiera del fitness mi piace. Beh, non ho la voce, non ho più la voce, rotta un po', non tanto dall'emozione superata ieri come primo giorno, ma dal calore della gente che viene qui per scambiare 4 chiacchiere. È andata via la voce, non ho più voce, siamo solo appena al secondo giorno, quindi ci aspettano altri 2 giorni intensi e sto facendo realmente un accumulo massimo di emozioni che mi stanno regalando le persone che vengono qui a salutarci e a trovarci. Grande, grande, ringraziamo Valentino. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, ciao.
Ancora balli, ancora sincronia, ancora energia, guardate come ballano. Meglio della discoteca, perché qua si fa sport. Dai, ti intervistiamo, facciamo un video. Allora ragazzi, come ho detto, le bellezze al wellness non mancano. Ne abbiamo una qui in carne ed ossa, ecco. Cioè non che le altre siano finte, sono vere anche le altre, però. Un po' meno sfatta. No, a noi piaci così. Dici un po' com'è questo wellness, cosa fai qui? Allora, io sono una personal trainer, quindi vengo qui ad aggiornarmi come tutti gli anni, no? E niente, quindi vengo qui, faccio un po' di corsi, poi vengo la domenica, l'ultimo giorno, a fare un sacco di shopping. Giusto, brava. Pericolose le donne con lo shopping. Grande Carlo. Grande Carlo, e grazie. poi vengo a vedere un po' di soggetti come te, a rifarmi gli occhi con un po' di... Va bene. Allora io vado a fare la gara di pull-ups, che ieri l'ho vinta. Ieri l'ho vinta, ho visto su Facebook. Vieni bravo. con me? E io devo andare negli stand di là. Ah, te accidenti, niente, Però rinuncia alla tanto sfida. mi aggiornerai. Ti aggiornerò, ti No, aggiornerò. ma la gara di pull-ups contro di me non penso di vincere, quindi sai com'è. Vinci tu? No, vinci te. Vinco io? Va bene, allora Quindi te la lascio fare. la salutiamo. E alla prossima. Alla prossima. Bello. Allora, cioè, mostrando il tatuaggio è una scusa per mostrare i muscoli. Uno dice, guarda il mio tatuaggio, hai visto? E quella è una canzone di Michael Jackson. Io sta roba la registro, dopo chissà se la montiamo, però è divertente lo stesso, vero? E l'abbiamo già salutata la Betty, ma noi la salutiamo di nuovo perché ci piace. Vabbè, allora non viene a fare i pull-ups. Perderei, tesoro. Qui fanno stretching, siamo nello stand della Freddy. Io non faccio tanto stretching, dico la verità, io sapete faccio serve e faccio pesi, però lo stretching fa bene. Quindi fatelo e guardate come si fa, imparate. Allora, questi fanno Fitbox, che è casualmente la stessa cosa che insegnavo in cui lavoravo io anni fa proprio al wellness. Allora, siamo qui allo stand Bolero con Emiliano Dell'Uomo, uno dei bodybuilder più grossi d'Italia. Lo salutiamo. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e anche io uso Bolero. Ciao, ve lo raccomando a tutti. Buonissimi, li uso anch'io. Ecco così, grazie a te. Ciao. Cosa prendi Carlo? Cosa prendi? Raccontaci. Un po' di caffeina per fare una sfida pull-ups. Funziona? Funziona. Funziona? Certo, ovvio. Grazie, ciao. Siamo allo stand della Prozis, quindi c'è la gara di pull-ups, parteciperò, vediamo che figura riesco a fare.
Allora, siamo arrivati a 30, buon risultato direi, fatica, volevo fare anche di più ma è tutto il tempo che giriamo come i gigioni, quindi ieri abbiamo fatto 26, oggi abbiamo battuto di 4. Allora ragazzi, siamo alla fine del nostro giro, ci siamo divertiti un sacco, questo è un qualcosa di per me familiare, un ring, come sapete io combattevo nella kickboxing e lavoravo qui al wellness, sono soddisfatto, ho vinto la gara di pull-ups della Prozis, quindi vi saluto, facciamo una piccola combinazione